Quinta corsa, premio Aginera, sono in 11 al via, cavalli di 5-6 anni, 1 Anatra Jet, Davide Angeletti, 2 Aswan and Glory, Tommaso Gambino, 3 Avi Cacciac SM, Antonio Greppi, 4 Giulianova, Antonio Di Nardo, 5 Zodiac File Lux, Marco Stefani, 6 Zebrina, Andrea Farolfi. Seconda fila, 7 Zemambini, Gaspare Tranchina, 8 Aaron Del Ronco, Enrico Bellei, 9 Aloha Giti, François Conigliaro, 10 Zitruna, Salvatore Valentino, 11 Alquitrana, Roberto Vecchione. Stacco della macchina, veloce Giulianova, l'errore di Aswan and Glory. Giulianova scende alla corda davanti al numero 5 2 Aswan and Glory, di Zodiac squalificato. Filux, che però si getta di galoppo sulla curva e quindi numero rimane secondo 8 Aaron Anatra Del Jet Ronco, squalificato. davanti a Zemambini, Numero filtrato 5 bene dalla seconda fila, Zodiac poi Five Lux, squalificato. Aloha Giti in quarta posizione, 14,5. La presa svelta Antonio Di Nardo con la Saura francese Giulianova, che prende una decina di metri di vantaggio e arriva al paletto dei 400 in 29,5. Seconda posizione per Anatra Jet, a precedere Zemambini, poi Aloha Giti. Di fuori Avica Cacciac SM, mentre si lancia in terza ruota Alquitrana al pari di Zitrunas, ma sono ancora molto indietro perché tiene ritmo abbastanza sollecito la Saura. Meno di 45 numero primi 600 6 metri. Zebrina, squalificato. L'errore intanto anche di Zebrina. Giulianova in vantaggio davanti a Anatra Jet, che si sta riavvicinando, il giro in 59,9. Poi Zemambini in terza posizione davanti a Aloha Giti. Il più efficace nella risalita è Zitrunas. Tanto siamo ormai a metà della penultima curva con Giulianova in vantaggio, che arriva al chilometro in 1,15,5, ma Anatra Jet è molto pericolosamente nella sua scia. Poi Zemambini in terza posizione a precedere Zitrunas e Aloha Giti, che si è un po' ripresa. Anatra Jet va decisa all'attacco di Giulianova e sembra già sul punto di poter passare a 400 metri dalla fine, 14,9 la retta di Lama. Giulianova cerca di rientrargli con l'aiuto della curva, si avvantaggiano le due femmine, alla fine si arrende di galoppo numero Giulianova 4 e quindi Anatra Jet Giulianova, ha squalificato. vantaggio davvero importante che dovrà mantenerlo fino alla fine, ma ormai ha scavato un gap decisivo Anatra Jet, che viene a vincere nettamente, mentre per il secondo posto Zitrunas batte Zemambini, al quarto Aloha Giti. 1,15,1 la media al chilometro per Anatra Jet. Davide Angeletti alla vittoria con la figlia di Igor Font per il training di Ermanno Mori. La scuderia Genacker ha debellato la leader Giulianova, poi si è isolata e ha vinto nettamente. Rivediamo il finale di Anatra Jet, che viene a vincere la quinta di Bologna.